Buongiorno a tutti, allora oggi faremo un gelato, meglio un sorbetto al fichi d'India senza saccarosi e senza dolcificante, usando solo i fichi d'India, latte di riso, latte vaccino, latte normale, facciamo la percentuale metà e metà, non dico le dosi, però partiamo da un 300-400 grammi di fichi d'India, quindi il 50% di latte di riso e il 50% di latte normale. Uso il latte di riso perché è già dolcificante suo in natura. Poi amido di mais 20 grammi per far sì che tutto viene una miscela omogenea, e noi lo porteremo dentro questo secchio, tutta la miscela, e verrà fuori poi un buon gelato. E allora partiamo dai fichi d'India che le mettiamo qua. Poi la fase successiva è che dobbiamo frullare questo, quindi ci sposteremo un altro tavolo per frullare. Quindi alla prossima!